contro il fuoco nella pineta di Bibbione, zona Faro, vigili del fuoco, volontari Canadair di nuovo in azione per i focolai residui. Non si esclude l'ipotesi del dolo. West Nile nel Padovano, all'ospedale di Piove di Sacco, 83enne morto per encefalite dopo la puntura di una zanzara infetta. Un 62enne invece è ricoverato in terapia intensiva lunedì, vertice con i sindaci. Tragedia sfiorata sul terraglio, Smart supera le auto, passa con il rosso, 42enne bloccato dai carabinieri nello stesso punto dello schianto, costato la vita a 2 donne. Già raggiunti i 60.000 euro per i figli di Davide ed Erika, marito e moglie di Cittadella, morti nella tragica slavina sulla Marmolada, attesa ora per i funerali. Montebelluna, il giorno dopo la notizia della probabile prescrizione del processo per truffa sulle azioni di Veneto Banca, rassegnazione e amarezza, lo spirito dei cittadini. Adige minimi storici, agricoltura a rischio nella bassa Padovana, dove il cuneo salino sta rendendo impossibile l'irrigazione dei campi, a rischio anche l'acquedotto. A Venezia è la notte famosissima, la città è pronta a vivere una delle feste più attese dell'anno, già prenotate 3.300 imbarcazioni, attese 60.000 persone. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Ripartiamo dalle immagini di ieri, quelle del rogo alla pineta. Siamo a Bibbione, rogo scoppiato intorno alle 15 che ha interessato 44 ettari di pineta. Ci sono ancora diversi focolai, gli elicotteri della Regione del Veneto in azione per tutto il giorno. Continuano i lanci con l'elicottero per varie ripartenze che ci sono dell'incendio, per materiale, acchi di pino e quant'altro, che continuano a ripartire, e penso che le operazioni continueranno ancora a lungo. La voce al telefono di un volontario della Protezione Civile aiuta a capire la lotta incessante contro il fuoco per riuscire a limitare i danni e a spegnere in via definitiva il terribile incendio divampato ieri pomeriggio nella pineta del Faro di Bibbione, di cui al momento non si esclude nemmeno l'ipotesi dolosa. Sono riprese a pieno ritmo le operazioni dei vigili del fuoco e del corpo forestale, assieme ai volontari della Protezione Civile, arrivati anche dalla provincia di Treviso, con le squadre dell'antincendio boschivo della Regione Veneto. Sono ancora presenti nella pineta alcuni focolai che destano preoccupazione per la presenza di braci e tronchi roventi. 2 elicotteri regionali e i Canadair da Ciampino hanno ripreso il volo per riuscire a domare le fiamme nell'area di 46 ettari per un perimetro di 4,3 chilometri. L'incendio sembra inizialmente partito in più punti nelle aree adiacenti alla pineta, dove viene coltivato grano e mais. Il problema è stato che era su più punti, pur essendo intervenuti parecchi vigili del fuoco, sia dalla stazione di Portoguaro che dell'Artesana. Era partito dalle sterpaglie derivanti dalla mettitura del frumento, e come il fuoco si è divampato in maniera repentina su tutta, e ha colpito anche la pineta. Oltre all'ipotesi del dolo per il fuoco, non si esclude la causa accidentale, essendosi generato, come è stato riferito, in più punti in un campo di grano. Si pensa ad un mezzo agricolo che lavorava nei campi, che potrebbe aver generato delle scintille in grado di innescare il rogo fra le sterpaglie. Da queste sterpaglie si sono così poi partiti alcuni tizzoni che in qualche modo sono andati a colpire la parte del sottobosco delle pinete, e oggi con questo grande secco ha favorito, e questo anche vento che in qualche modo spirava da ovest ha favorito, diciamo, l'incendio. È stato come una stufa che in qualche modo si autoalimentava. Parliamo ora di West Nile. C'è un primo decesso all'ospedale di Piove di Sacco. Si tratta di un uomo di 83 anni morto per encefalite. Poi c'è un'altra persona di 62 anni che è sotto osservazione ricoverata in terapia intensiva. È morto ieri nel reparto di geriatria dell'ospedale di Piove di Sacco dopo aver contratto il virus del West Nile in seguito a puntura di zanzara infetta. Si tratta di un 83enne residente nella provincia di Padova, ricoverato da alcuni giorni con un quadro serio di encefalite, forma neuroinvasiva molto aggressiva e positività per West Nile. Per avere la certezza della causa del decesso, lunedì si procederà ad effettuare l'autopsia. Nella giornata di ieri si è avuta notizia di un decesso per una persona di 83 anni e che è stata trovata positiva per i test alla West Nile.
quindi si aumenta il bilancio delle persone che sono state fino adesso contagiate con ricoveri o anche situazioni mediante screening, come precedentemente fatto su una persona più giovane che aveva fatto il controllo per la donazione del sangue. Abbiamo inoltre, sempre per il Sacco, un'altra persona ricoverata, più giovane, 62 anni, con un quadro di encefalite. In questo caso però è ancora soggetta a investigazione per essere sicuri che si tratti di West Nile oppure di altro agente infettivo. La situazione dunque preoccupa perché è stata rilevata un'alta percentuale di zanzare infette e l'azienda sanitaria rinnova l'appello ai cittadini a proteggersi con repellenti e adottare tutte le misure per impedire la riproduzione delle zanzare. Il quadro è coerente con una situazione in cui molte zanzare hanno dimostrato presenza di virus e quindi la raccomandazione è quella di proteggersi, di mettersi i repellenti e di mettere a posto nel contesto dell'ambiente di vita lo svuotamento dei stagni di acqua in maniera che si riduca l'habitat per le zanzare. È previsto nell'inizio della settimana prossima degli incontri con i comuni per vedere come rafforzare le attività di sanità pubblica. Nella Marca ora tragedia sfiorata lungo il Terraglio, nello stesso punto dove lo scorso 24 marzo morirono Mara Visentin e Miriam Cappelletto, travolte dall'auto di Ronny Levakovic. Inseguita e bloccata una Smart che a folle velocità ha passato una fila di automobili invadendo la corsia opposta. Si è trovato di fronte a una fila di auto in coda, così ha pensato bene di ingranare la marcia e superare le macchine, invadendo pericolosamente la corsia opposta. Non solo, non contento, ha oltrepassato il semaforo con il rosso pieno per poi continuare la sua folle corsa. Ma sulla strada stava transitando una pattuglia dei carabinieri che, accesa la sirena, si è messa all'inseguimento dell'utilitaria. Poco distante la Smart è stata fermata, a bordo 2 persone. Il conducente è un 42enne originario del Veneziano, ma residente nella zona. Secondo i militari dell'Arma, l'uomo era in uno stato di alterazione psicofisica. Alla richiesta di effettuare un test, l'uomo si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti sull'eventuale assunzione di sostanze. È stato quindi segnalato all'autorità giudiziaria. Il grave fatto è accaduto intorno alle 18:30 all'incrocio in via Terraglio e via Franchetti di Preganziol, nello stesso tratto dove solo 4 mesi fa sono state uccise Miriam Cappelletto e Mara Visentin, travolte dall'auto di Ronny Levakovic. Fortunatamente in questo caso il comportamento folle del guidatore è stato visto da una gazzella della radiomobile dei Carabinieri di Treviso, che con un intervento provvidenziale ha bloccato l'automobilista. L'uomo era tra l'altro alla guida con patente scaduta. Per le infrazioni commesse al 42enne sono state comminate sanzioni per oltre 700 euro, un anno di sospensione della patente di guida con decurtazioni di 16 punti e infine il fermo amministrativo del veicolo. Nulla è stato rilevato invece a carico del passeggero del mezzo, una bravata che poteva davvero finire in tragedia. Saliamo ora in altopiano, è morta all'età di 29 anni una giovane di Tiene nello schianto con la sua motocicletta nella strada del Costo. Un tragico incidente stradale lungo la strada del Costo, direzione Altopiano. Era mezzanotte quando una moto con in sella 2 persone tra il secondo e terzo tornante della salita ha perso il controllo e si è schiantata contro il guardrail nella parte opposta della carreggiata. Nulla da fare per Vanessa Filippi, 29enne di Tiene, passeggera della moto, che a causa del violento schianto è morta sul colpo. L'uomo alla guida invece, ferito gravemente, è stato soccorso dal suo M118 e trasportato all'ospedale Sant'Orso in codice rosso. A causa della particolarità del tratto stradale è stato necessario l'intervento di 3 pattuglie della polizia locale e il mezzo, una Triumph e i caschi sono stati sequestrati dalle forze dell'ordine e messi a disposizione della Procura di Vicenza. Raggiunti i 60.000 euro per i figli di Davide ed Erika, marito e moglie morti sulla Marmolada per il crollo del seracco del ghiacciaio. In meno di una settimana sono stati raccolti quasi 60.000 euro per sostenere i figli di Davide Miotti e Erika Campagnaro, marito e moglie di Cittadella, morti nella tragedia della Marmolada dello scorso 3 luglio. 1.192 persone attraverso la raccolta fondi aperta dalla rete del dono promossa dal CAI di Castelfranco Veneto, a cui la coppia è riscritta, hanno deciso di donare per aiutare i 2 figli di 24 e 16 anni rimasti senza genitori. La raccolta fondi termina tra 54 giorni, si può donare anche in forma anonima. L'iniziativa era stata presentata a Cittadella mercoledì scorso. L'obiettivo
l'obiettivo era di raggiungere 50.000 euro, ma è già stato superato. Davide Miotti era titolare di un negozio di attrezzatura sportiva per la montagna a Tezze sul Brenta e molti gli appassionati delle vette hanno già donato. Intanto si attende di conoscere la data dei funerali. Il giorno dopo la pesante dichiarazione del pubblico ministero del processo per truffa sulle azioni di Veneto Banca, siamo andati a Montebelluna per sentire i commenti dei cittadini, molti dei quali azionisti dell'istituto di credito. Montebelluna il giorno dopo la notizia della probabile prescrizione del processo per truffa sulle azioni di Veneto Banca. Qui più che indignazione c'è rassegnazione. Il commento oggi dei cittadini. Preferiamo non dire niente. Ho capito, meglio grazie. Commentare. Buongiorno, sta leggendo Veneto Banca? No, ho letto il titolo ma bastava questo. Non c'è niente di meravigliarsi. Chi si meraviglia, cioè, si sapeva già. La classica bufala italiana, sì o no? Beh, ma qua siamo a Montebelluna. Montebelluna è tutto il mondo è paese. Purtroppo siamo qua in Italia e queste cose succedono. Roma è una grande mangiatoia. Arrivederla. È un po' irritante, diciamo. Solo una cittadina mette sul piatto l'indignazione, alla quale aggiunge però anche una pesante critica verso i truffati. Buongiorno signora, ha letto di Veneto Banca, cosa ne pensa? Che è un'indecenza, che siamo veramente un popolo bue, perché pensiamo solo a lavorare e poi qualcun altro invece pensa a prendere il frutto del lavoro degli altri. È uno schifo. Amaro il commento di chi da studioso oltre che da sindaco ha vissuto la caduta della banca di Montebelluna. C'è amarezza fra gli ex soci, c'è rabbia e tuttavia non c'è sorpresa perché in qualche modo se l'aspettavano. Ma questo dovrebbe amareggiare tutti perché significa che viene meno il rapporto di fiducia nei confronti delle istituzioni dello Stato. Dall'ex sindaco di Montebelluna anche il monito ai cittadini. La rassegnazione è un sentimento naturale ma che deve essere contrastato. Ci deve invece essere la consapevolezza che serve riflettere su quanto è accaduto per non ripetere di nuovo questo errore. Adige ai minimi storici, agricoltura a rischio nella bassa padovana dove sta risalendo l'acqua salata del mare. Le campagne della Bassa Padovana sempre più in sofferenza a causa della siccità. Le condizioni del fiume Adige sono davvero critiche. L'Adige ha raggiunto a Boara Pisani una quota di meno 4,31 rispetto allo zero idrometrico. Teniamo conto che i primi problemi cominciamo ad avvisarli quando il livello scende a meno 3,70. Quindi questo significa che siamo 60 centimetri più bassi rispetto al livello di pericolo. Anche in quel caso le derivazioni sono state interrotte, territori sabbiosi con prodotti orticoli di alto valore, di alta valenza economica non stanno bevendo, rischiando, se non cambierà qualcosa nel brevissimo tempo, di perdere tutto quanto. L'assenza di pioggia ha provocato la risalita del cuneo salino, l'acqua dunque non può essere usata per irrigare i campi. L'acqua salata infatti è un diserbante naturale, spiega il presidente del consorzio di bonifica Adige Po. Già lungo le rive del fiume Po si stanno verificando infatti fenomeni di desertificazione. C'è un principio di desertificazione dei territori che sono più vicini al fiume. Complessivamente l'emergenza non è solamente un'emergenza agricola, non è un'emergenza solamente idropotabile, l'emergenza è ambientale, perché l'acqua salata che va a riempire le falde non la si manda più via se non in tempi molto lunghi e apportando grossi volumi di acqua dolce per fare una sorta di lavaggio di quest'acqua. La situazione è critica anche per l'acqua potabile, la speranza nel meteo, ma ci vorrà molto tempo per recuperare i danni di quest'estate. Nei giorni, se non piove, la situazione non può altro che peggiorare. Le soluzioni a breve termine quindi non ci sono, tutto quello che si poteva fare l'abbiamo fatto, abbiamo riempito all'inverosimile, quando c'era un po' di acqua, tutta la rete idraulica minore e da questa rete idraulica minore, da tutti i canali e fossi, abbiamo preso l'acqua e con delle pompe, motopompe, elettropompe, l'abbiamo immessa nelle condotte irrigue.
non risolvendo il problema, ma cercando di dare in qualche modo di lenire i danni. Siccità e agricoltura, andiamo nell'Avicentino per raccogliere l'SOS del comparto vitivinicolo. È SOS per l'agricoltura, le alte temperature non danno tregua, si teme per le difficoltà dei raccolti di mais, soia, frutta e verdura, fiumi sotto i livelli di guardia nel Vicentino, piogge sporadiche insufficienti a dare sollievo alle colture, siccità che da oltre 2 mesi mette in sofferenza parte dei vigneti dell'area collinare di Gambellara, dei Colli Iberici, Montebello, Brendola. Se la stagione per l'uva non è compromessa, la preoccupazione del comparto vitivinicolo vicentino riguarda soprattutto le varietà precoci che andranno a vendemmia dal 20 agosto. Nei vigneti di pianura dove sono presenti di impianti di irrigazione, dove si è intervenuto e i vigneti sono perfetti, non hanno alcun problema. Ci pone un po' di perplessità l'aspetto collinare, soprattutto dove manca effettivamente l'acqua. E noi abbiamo un po' d'acqua, quindi riusciamo anche a fare il giro a rotazione ogni settimana, però ci sono anche zone, soprattutto Gambellara, le colline e via dicendo, dove che là non dappertutto c'è l'acqua e quindi il problema persiste di questa siccità e vedremo alla fine quale che sarà la perdita, ma si può calcolare probabilmente tra un 5 e 10%. Cambiamenti climatici con i quali bisogna convivere e prendere contromisure. Basti pensare che la linea di coltivazione delle vite si è spostata a nord di 600 km, quindi dove una volta non c'era vigna, adesso anche nei paesi un po' più a nord d'Europa iniziano ad avere qualche vigneto. Di qui l'SOS della categoria che chiede soluzioni al mondo della politica per la gestione di acqua e approvvigionamento. Adesso nel nostro territorio si è molto investito in maniera anche intelligente per quando c'era troppa acqua. Però bisogna pensare a investire anche per il mantenimento dell'acqua, perché è una risorsa. Avere dei bacini, avere dei piccoli invasi anche in alcuni territori in cui questo ci dà la possibilità di avere l'acqua quando manca, questo sarebbe un grande passo avanti. Weekend da bollino nero, soprattutto per chi dovrà prendere dei voli nella giornata di domani, ma già si stanno rilevando delle code per arrivare su in montagna nell'autostrada nella zona per Cadola, già si vedono le prime file di automobilisti. A27, quando la sua realizzazione permise di evitare il Fadalto, in molti tirarono un sospiro di sollievo. Oggi però proprio quel tratto, subito dopo Vittorio Veneto, tra gallerie e viadotti, è costantemente rallentato da cantieri. E adesso prenderemo informazioni per capire di che entità e anche tempistiche, perché insomma sta A27 continua ad essere sicuramente un'arteria molto importante per il Bellunese, Cadore e tutta la nostra provincia, però con questi continui lavori che sicuramente saranno da fare, però insomma credo che tutto ha un limite e capiremo un po' di più insomma. Forse un pizzico più ottimista invece il sindaco dell'ultimo comune attraversato dalla A27 in provincia di Treviso, che si aspetta una chiusura dei cantieri entro la fine dell'anno. Da quanto sappiamo oggi i lavori programmati continuano appunto come programmati e quindi non presumiamo ci debbano essere delle particolari difficoltà per il traffico di vacanzieri che percorrono la nostra autostrada. Il fatto che nei weekend i lavori si interrompano e il moderato carico nelle altre giornate fa presumere che grossi problemi non dovrebbero esserci. Poi c'è sempre la prospettiva, forse solo il sogno, di vedere l'autostrada proseguire verso nord. Sicuramente la nostra provincia ha bisogno di più collegamenti intervallivi e anche verso l'Austria, quindi è solo da mettersi attorno a un tavolo e verificare insieme su un'unità di intenti quale sarebbe la forma più idonea. Redentore Venezia è la notte famosissima, già prenotate 3.300 imbarcazioni. 60.000 prenotazioni e 3.300 imbarcazioni che assisteranno questa sera dalle 23:30 allo spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio.
Venezia si prepara così, a poche ore dal grande evento, alla sua notte famosissima, quella del Redentore, tra le feste più amate ed importanti in laguna. C'è ancora posto per chi, ritardatario, volesse assistere dalle rive allo spettacolo pirotecnico dei fuochi. Questa mattina, sopralluogo dell'assessore al turismo Simone Venturini, con i direttori di Vera Fabrizio Doria, che hanno fatto il punto sulla macchina organizzativa. Tutto è pronto? È quasi tutto pronto per i fuochi del Redentore, si stanno posizionando anche le chiatte che poi gestiranno i fuochi d'artificio dal bacino di San Marco, un'organizzazione molto complessa, meticolosa, deve funzionare al millimetro, che come ogni anno regalerà uno spettacolo tra i più belli al mondo. Da mesi si è messa in moto l'organizzazione di questa serata. Tutta l'organizzazione è partita ormai molto tempo fa per arrivare a questa giornata pronti e prevede appunto una grandissima macchina organizzativa con moltissimi steward, personale, polizia locale, forze dell'ordine, vigili del fuoco, tutti per garantire una manifestazione straordinaria e sicura. Un grande ringraziamento a tutto il personale coinvolto in questa grande manifestazione e ancora una volta buon Redentore a tutti i veneziani. Ieri sera l'apertura del ponte votivo di barche galleggianti che fino a domenica collegherà la fondamenta delle Zattere alla Basilica del Santissimo Redentore. Inaugurazione alla presenza tra le varie autorità del ministro Renato Brunetta, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, il patriarca Monsignor Francesco Moraglia hanno rivolto un loro discorso dalla scalinata della Basilica dopo aver attraversato per primi il ponte insieme al prefetto Vittorio Zappalorto. E c'è attesa per l'omelia che domani sera il patriarca rivolgerà ai fedeli dalla Basilica nel grande pontificale delle 19, che verrà concluso dalla benedizione alla città all'esterno della scalinata della Basilica. Grazie al nostro patriarca Francesco, una guida spirituale, un esempio per l'intera comunità veneziana, che vede in lui un uomo illuminato e capace di parlare ai cuori della gente. Grazie infine a tutti voi. Vi arrivi il mio più sincero augurio di buon Redentore. La città vi accoglie con il sorriso. C'è tempo per vedere insieme le previsioni del tempo e poi ripartiremo proprio da Venezia. Intanto grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Prosegue il dominio dell'alta pressione africana che ha portato con sé un'intensa canicola ad arroventare il nostro già assetato territorio. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 17 luglio. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo. Non si escludono nubi basse al mattino e qualche cumulo pomeridiano in montagna, ma in genere senza conseguenze. Clima caldo e afoso con temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime invece comprese tra i 28 e i 33 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole e cielo limpido, con al più qualche annuvolamento pomeridiano, ma innocuo. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento, non sono attese piogge. Temperature minime sui 19-21 gradi, massime intorno ai 33-35 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.